Sono Massimo Rossetti, professore associato in tecnologia dell'architettura al Dipartimento di Cultura del progetto dell'Università Iove di Venezia. Da un po' di anni mi occupo di ricerca sugli stabilimenti enologici e sugli sviluppi che hanno avuto in termini di innovazione tecnologica e di rispetto della sostenibilità. In particolare con una ricerca recente affrontato il tema del confronto tra le prescrizioni, le linee guida degli stabilimenti enologici nel periodo tra la seconda metà dell'Ottocento e i primi del Novecento, mettendoli a confronto con quelle che sono le linee guida di uno stabilimento enologico al giorno d'oggi, notando che si stanno riscoprendo al momento molti dei caratteri, delle funzionalità e delle peculiarità che un tempo erano alla base della progettazione di uno stabilimento enologico. In questo momento si inserisce in particolare una grande attività anche di innovazione sui materiali, sulle tecniche costruttive, che danno vita a una rassegna di opere di recente realizzazione, parliamo degli ultimi 10-15 anni, che rappresenta probabilmente uno dei settori più interessanti per quello che riguarda l'agroalimentare dal punto di vista di architettura. Credo che sia un tema che è qui per restare, che potrà andare avanti ancora molto tempo, perché il tema del vino è uno dei più importanti per tutto il settore e l'Italia non a caso è uno dei posti più importanti di tutto il mondo.